Ma la nostra posizione è scritta sul contratto di governo, su quello è appunto il parametro che detta insomma, la nostra linea. Nel contratto c'è scritto nella parte in cui si parla della legittima difesa che sì, è necessario togliere l'ambiguità tra la proporzionalità della legittima difesa, cioè evitare nei casi in cui appunto si venga aggrediti in casa di notte, che ci siano delle vittime che passano addirittura dall'altra parte, che sì, appunto vengano inquisite. Di notte e di giorno, che già il PD ha fatto disastri su questo. Se di uno notte entra in casa, che sia tramonto, sì, che sia alba, che sia notte, che sia giorno, si deve poter difendere. La questione è che di notte uno ci vede meno che di giorno, quindi è più facile sbagliare. Questa è la questione per cui viene spesso riportata la questione delle ore notturne, insomma. No, nel contratto si parla di tutto il giorno. Sì, cioè non è questione, cioè non è che dobbiamo appunto metterci appunto a calcolare l'alba, il tramonto, le ore, anche perché a seconda dei mesi in cui ci troviamo il sole sorge prima o dopo, non è questione di calendario solare. La questione è solamente di rendere meno ambiguo quella parte che in effetti ha portato, ripeto, delle vittime a trovarsi sul banco degli imputati, perché in quelle situazioni uno non mantiene la mente lucida, fredda, e se appunto accanto al comodino ha una pistola può anche appunto partire un colpo e andare a ferire o addirittura ad uccidere una persona che sì, è entrata illecitamente in casa, che si trova disarmata. In questo caso certi giudici ritengono questa reazione eccessiva perché appunto l'intruso non era armato. Però, ripeto, in certe situazioni uno non ha modo di chiedere generalità, di fargli l'esame, di toccare se perquisirlo, cioè si trova in certe situazioni e si trova la prima reazione che ha a doversi difendere e a pensare sempre al peggio, specie se nella camera accanto hai magari un bambino piccolo o qualcosa. Però non ci dobbiamo arrivare a queste situazioni, cioè bisogna risolvere l'ambiguità, però bisogna avere sempre il faro, sempre la guida principale deve essere che i cittadini non si devono trovare, cioè non deve essere la normalità avere l'intruso in casa, ci devono essere prima dei deterrenti, una giustizia che funziona meglio e più efficacemente, e una volta che uno viene condannato per qualsiasi tipo di reato, dal colletto bianco all'ultima persona, deve avere la certezza del diritto che quella è la pena e quella sconterà in carcere senza tanti giri di parole e interpi celeri. Quindi sono convinto che se ci fosse una giustizia più efficace e più veloce, moltissimi reati, senza arrivare appunto a spararsi contro, sarebbe già quello un deterrente più che efficace. E poi appunto dobbiamo evitare che la gente sia portata appunto nel mentre ad armarsi, perché dice lo Stato non mi dà la giustizia, me la faccio in casa da solo, e questo sarebbe il fallimento appunto dell'istituzione Stato, dell'istituzione delle forze dell'ordine, eccetera, perché significa arrendersi di fronte all'evidenza che appunto tutto l'apparato organizzativo dello Stato e delle forze dell'ordine sono inefficaci, allora sono costretto appunto ad armarmi, a farmi giustizia da solo. Quindi ok, togliere le ambiguità di questa legge, ma ricordiamoci che prima bisogna contemporaneamente mettere in atto tutte quelle situazioni per evitare che il cittadino arrivi alla situazione di difendersi da solo, anche perché una volta che tu hai l'arma in casa, chi ha il porto d'armi, chi acquista l'arma può anche appunto fare dei corsi, imparare a sparare, eccetera, però hai sempre un'arma in casa che può finire anche nelle mani magari del tuo figlio, dell'adolescente, eccetera, che magari anche per giocare rischia veramente di farsi male o di far male a qualcun altro. Quindi avere un'arma in casa non è uno scherzo, tant'è che Salvini lo ha detto anche pubblicamente, lui in casa armi non ne ha e lui dice che tiene appunto la mazza. Però voglio dire, ricordiamoci che avere un'arma da fuoco è un attimo, premere un grilletto ci vuole mezzo secondo e poi quello che succede te lo porti per tutta la vita.